Lucky Vendola. È un privilegio per me essere questa sera qua, nella bellissima Cagliari che si rimette in piedi, con la schiena dritta. L'Italia intera e dirà che il vento del cambiamento è giunto anche qui, in Sardegna. Voi non potete immaginare quanta curiosità c'è in continente per le cose che accadono nel capoluogo della Sardegna. Ogni giorno ricevo decine di telefonate da giornalisti, intellettuali, amici sparsi per l'Italia che mi chiedono: ma com'è questo enfant prodige della politica italiana, questo giovane Massimo Zedda che ha capovolto tutti i pronostici, che si è presentato con quella faccia da scugnizzo e con una passione civile straordinaria e ha sparigliato i giochi della vecchia politica e ha dato scacco matto alle famiglie potenti che pensavano di continuare a padroneggiare in questa città. Mi chiedono qual è il segreto di questo miracolo e io gli dico che c'è una generazione che non è stata incantata e sedotta da 20 anni di corruzione berlusconiana, ha saputo resistere, ha cercato tante volte di trovare un'alternativa al trash televisivo. Pensate, ha usato il telecomando per spegnere quello schermo ammaliante e magari prendere in mano un libro, sentire un buon disco, leggere una poesia, vedere un bel film, crescere culturalmente, non essere morfinizzato, no? Le moschee, i femminelli, le nevrosi di un ceto politico molto perturbato psicologicamente, no? Pensate al ministro Giovanardi. Pensate, no, con un po' di compassione, perché si tratta di persone, no, che evocano sempre il fantasma della diversità come qualcosa di minaccioso, no? In fondo hanno costruito un'intera fortuna elettorale spingendo le persone ad avere paura di ciò che non conoscevano, la paura dello straniero, la paura delle donne, la paura dei gay, la paura degli zingari, la paura degli islamici. Ricordate le parole di un papa che diceva: non abbiate paura, non si deve aver paura del genere umano che ha tanti colori, che ha tanti odori, che ha tanti sapori. C'era un grande filosofo in un libro che si chiama Minima Moralia, Adorno, detta una frase, un aforisma che è difficile, ma non è così difficile, lo possiamo capire tutti. Dice così: l'amore è scorgere il simile nel dissimile, cioè trovare in quello e in quella, così lontani e diversi da me, il tratto che ci rende simili. E che cosa ci rende simili? Avantieri, quando in Padania, in una città, ho trovato una lista che si chiamava Razza Piave, ho detto: che bello appartenere invece che alla razza Piave, alla razza umana. Sì, alla razza umana! Razza umana! Uomini e donne, belli e brutti, anche quelli brutti, Silvio Berlusconi, che hai terrore, ossessione di una bellezza che
che ti si sta sciupando sul viso. Amici, amiche, compagni e compagne di Cagliari, non lottiamo soltanto per sconfiggere politicamente Silvio Berlusconi e il centrodestra, lottiamo per sconfiggere culturalmente il berlusconismo, la sua volgarità. Una dittatura della pornografia, del maschilismo. Questa sera si è rifugiato nel salotto di Porta a Porta, diciamo a casa sua, perché badate, è importante, il leader populista fugge dal popolo, ha paura di confrontarsi faccia a faccia con le persone in carne e ossa. Oggi, nel momento in cui non può più parlare dell'affrore delle ascelle dei leader della sinistra o della bruttezza delle donne della sinistra, perché c'è, come hanno detto i vescovi qualche ora fa, la rabbia dei poveri che sta esplodendo in tutta Italia e che li condanna, li condanna. Massimo, tu meriti di essere il sindaco di Cagliari, perché non sarai mai come quel sindaco di Castellammare di Stabia, un sindaco fascista che a fronte della rabbia di 2500 lavoratori licenziati da Fincantieri ha invocato l'arrivo dell'esercito, l'esercito contro coloro che buttano la gente per strada, non contro i lavoratori ci vorrebbe, non contro la gente disperata. Oggi Silvio Berlusconi, piuttosto che parlare di moschee e di Zingaropoli, immaginando che i milanesi siano un popolo di bauscia, dovrebbe parlare di call center, dovrebbe rendere conto del fatto che un governo che spinge ad atteggiamenti criminali esternalizza i call center spingendo a fare i contratti al massimo ribasso in modo tale che vincono i call center che usano forza lavoro in condizioni neoschiavistiche e i giovani si ribellano. Che questa è una condizione di rottura antropologica, di crisi delle forme di convivenza. Caro Giovanardi, non sono i baci tra due ragazzi o tra due ragazze che distruggono le famiglie, è il tuo governo, è la tua politica che distrugge le famiglie. Hanno l'ossessione dei centri sociali, mentre non si preoccupano molto dell''ndrangheta che sta penetrando nelle pubbliche amministrazioni, nelle ASL, nella politica, nell'economia della Lombardia. E il ministro Tremonti ci presenta ancora noi del Mezzogiorno d'Italia come la palla al piede, dimenticando di dire che in questo paese, è vero, in Padania c'è uno straordinario record, sono i primi d'Europa per evasione ed elusione fiscale. I miei lo sanno, ho amato molto questa città e per quello mi batte forte il cuore per questa prospettiva di cambiamento. L'ho amata quando mi hanno fatto attraversare, perché io le conoscessi, le periferie. Quando sono entrato, vedo ancora chi mi ci ha portato, nelle viscere di Sant'Elia, e mi sono lì accorto di un fatto che vale per tutte le periferie d'Italia, che è vero che le periferie sono nate e cresciute male per una ragione abbastanza palese, per l'alleanza che vi è stata tra i proprietari dei suoli e le forze della speculazione edilizia, che sono, diciamo, il blocco sociale tipico della destra. È vero questo, ma è vero anche che non ci si deve
mai dimenticare che quelle periferie sembrano da lontano dei vuoti a perdere, ma dentro, come spesso succede quando si dice i fiori sbocciano dalle dame, c'è un'energia, c'è una gioventù, ci sono dei talenti e noi dobbiamo portare al centro quelle periferie, al centro delle scelte politiche, al centro dell'attenzione di governo. Sì, fare di Cagliari una città policentrica, non una città con un centro e tutta periferia. 3 questioni. In 2 referendum, quello sul nucleare e sull'acqua, voi potete esprimere il vostro spirito ecumenico, perché direte dei sì che sono spiritualmente densi, sia la sacralità della vita quando difendi l'acqua pubblica e quando difendi il territorio da ciò che lo avvelena e lo inquina. Il terzo referendum invece è soltanto per dare libero sfogo, e quando si consuma una mutazione antropologica come quella che c'è stata in Italia negli anni del berlusconismo, uno come me si è sentito completamente sconfitto, proprio sconfitto, e ha continuato un po' per non dare la soddisfazione ai propri avversari di ammainare la propria bandiera, ha continuato a lottare, ma ho avuto dei giorni di disperazione, dei giorni in cui non ci credevo più. Poi ho cominciato a sentire un po' odore di primavera, ho narici allenate per questo. Era così rigido e lungo l'inverno berlusconiano che appena ho visto e sentito qualcosa di nuovo, e alle prime rondini che ho visto a me si è aperto il cuore. Grazie, io penso che ci ricorderemo tutti questo giorno e spero che ne avremo tanti altri da ricordare, mi sembra che il clima ci sia. Grazie a tutti quelli che hanno parlato, grazie al mio futuro sindaco. Grazie. La serata continua, grazie. Grazie mille. Il 12 e il 13 di giugno e stasera Simone Cristiano